Bentrovati, buon pomeriggio telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, bentrovati. Siamo nuovamente in diretta per darvi conto dell'ennesima giornata di emergenza sul fronte coronavirus su tutto il territorio regionale del Veneto. Partiamo come sempre dai numeri, ricordandovi che siamo in attesa del secondo report di giornata che sarà diramato con ogni probabilità verso le 6:30, 7. Questi quindi che vi do sono i dati diramati questa mattina e che fanno riferimento alla notte scorsa. C'è un'impennata di nuovi casi di coronavirus in Veneto con 389 positivi in più rispetto a ieri pomeriggio. Va detto che stanno aumentando anche i tamponi. Oggi il governatore Zaia ha detto che siamo arrivati a 162.000 tamponi, tanti si sono sbloccati anche grazie al macchinario che è arrivato in azienda ospedaliera a Padova, quindi è fisiologico l'aumento dei positivi, che comunque sono tanti, 389 positivi in più. Diminuiscono i ricoveri non critici e quelli in terapia intensiva. I contagiati quindi dall'inizio dell'epidemia in regione sono 12.410, quelli attualmente positivi sono 10.170. I deceduti in totale sono ben 736, di cui 666 negli ospedali, 10 in più rispetto al pomeriggio di ieri. In isolamento, contagiati e loro contatti, ci sono 18.886 persone. Anche questo è un dato che continua a diminuire. I ricoverati in area non critica sono 1.554, 4 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva, dicevamo, 285 posti letto occupati, 4 in meno rispetto a ieri, e questo è il trend che rasserena di più le autorità sanitarie, le aziende sanitarie locali, l'azienda Zero, la regione del Veneto stessa. Questa la contabilità del contagio, ma siamo in attesa, vi ricordo, del secondo report di giornata. Pochi istanti fa la regione del Veneto, ma entreremo nel dettaglio nel corso dei nostri telegiornali, ha diramato anche altri dati, quelli relativi alle case di riposo e ai tamponi sulle case di riposo. Se mi date solo un attimo vi do i dati, i numeri esatti. I dati oggi parlano di 8.490 ospiti sottoposti a tampone, 1.508 coloro che sono risultati positivi. Parliamo quindi di ospiti, di anziani ospiti delle strutture, 143 gli anziani attualmente ricoverati. Per quanto riguarda invece gli operatori delle case di riposo, su un totale di 21.036 persone, 9.490 sono quelli sottoposti a screening, 805 i casi positivi tra gli operatori sociosanitari. Al di là dei tamponi resta anche il tema delle cure e della sperimentazione dei farmaci. Di questo ha parlato, e lo vedremo nel corso dei nostri telegiornali, sia il governatore Zaia che l'assessore regionale alla sanità Lanzarina, che ha anche rassicurato sul fatto che la campagna dei tamponi nelle case di riposo, sia per gli operatori che per gli anziani, sarà ultimata entro Pasquetta, domenica, lunedì al massimo. Testuali parole dell'assessore Lanzarina che poi sentiremo. Ma cominciamo da una bella storia, una di quelle storie che danno speranza e che ci deve dare speranza, soprattutto in questi giorni che precedono la Pasqua, dopo un mese particolarmente difficile. Vi raccontiamo la storia di Felice Costa e la raccontiamo con Felice Costa, che si trova ricoverato attualmente all'ospedale Covid di Jesolo. Felice è un legale che lavora in Assindustria Veneto Centro a Treviso e che si è scoperto contagiato dal virus. Ha vissuto una vera e propria odissea, ma vorrei ovviamente che fosse lui a raccontarci com'è andata, com'è convivere con questo nemico invisibile. Felice, buonasera. Buonasera per a tutti.
Allora Felice, tu sei ricoverato attualmente all'ospedale Covid di Jesolo, sei ancora in isolamento ma il peggio è passato. Cos'è successo Felice? Allora, intanto volevo per questa possibilità di uscire solamente, seppur per poco, che è veramente molto duro e provante per qualsiasi persona, quindi giovane o vecchio che sia. Mi riferisco soprattutto agli anziani che qua dentro penso rischiano proprio di andare fuori di testa. Tu Felice, Eh, scusa, quanti anni hai? io ho 47 anni. 47 anni e non avevi particolari patologie, stavi bene? Io stavo benissimo, sono un atleta perché pratico ciclismo e calcio 5, e non ho mai avuto nessun problema. Mi sono trovato il 10 di marzo con un po' di febbre, febbricola. L'11 mattina ho chiamato il mio medico curante che mi ha detto per protocollo ti do 8 giorni e dopo ti farai altri 8 giorni a casa. Questo in previsione che ci fosse un eventuale Covid. Io sono stato a casa tranquillamente, a casa ho 2 bambini piccoli di 11 e 9 anni. Quando la febbre è iniziata a salire ho subito cercato di evitare di avere qualsiasi tipo di contatto con loro, sia con loro che poi con mia moglie. La febbre saliva ogni giorno di più, al che preoccupato ho cercato di contattare sia il mio medico curante che i numeri verdi e il numero messo a disposizione dalla regione, con ore di attesa. Quando riuscivo a parlare mi dicevano di stare a casa tranquillo, nonostante questa febbre raggiungesse 39,5, 40. Questo per circa una settimana. Quindi tu Felice per una settimana hai avuto la febbre altissima. La febbre che saliva soprattutto di sera molto alta. Con la tachipirina mi andava giù, però subito dopo mi risaliva. E Io a livello tipo, respiratorio? a livello respiratorio non avevo problemi, ma avvertivo un forte dolore sulla schiena, a metà della schiena. Siccome ho un padre medico in pensione, anestesista, lui veniva a casa, mi auscultava e mi diceva ma mi sembra che sia tutto a posto. Fino a che una mattina è arrivato con un ossimetro, mi hanno misurato l'ossigeno ed era molto molto basso. Al che mi hanno preso e portato in pronto soccorso a Castelfranco, ovviamente avevano avvisato in pronto soccorso che stavo arrivando. Lì sono stato ricevuto veramente con i guanti bianchi, mi hanno messo subito su un lettino e mi hanno fatto tutti gli esami del caso e hanno visto che c'era una polmonite in corso. Dopodiché mi hanno trasferito in quello che dopo è diventato il reparto Covid a Castelfranco, in quel momento non erano ancora attrezzati, lo stavano sistemando e nel giro di 2 giorni la mia situazione è precipitata, cioè dalle 18 che avevo 37,8 alle 21 che avevo quasi 40 di febbre. Ho chiamato mio padre e ho detto papà guarda che sto male e lui è riuscito a organizzare il mio trasferimento qui a Jesolo con l'aiuto e il consenso degli altri medici di Castelfranco. Jesolo che nel frattempo era diventato ospedale Covid-19, quindi è attrezzato per... Sì, 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 sì. Quindi questo quando, Felice? Che Questo è giorno? successo il 19 sera, Il 19 alle 9. sera da Castelfranco arrivi quindi all'ospedale Covid, vieni trasferito all'ospedale di Jesolo. Sì. E qui vieni ricoverato in terapia intensiva, quindi a questo punto. Io sono arrivato qui incosciente perché mi hanno intubato, mi hanno fatto anestesia e mi hanno intubato. Quando sono arrivato qui e mi hanno fatto la prima lastra, cioè, gli accordi erano che io arrivavo qui e mi svegliavano. Invece appena arrivato qui mi hanno fatto la prima lastra e purtroppo la prima lastra
i polmoni erano completamente bianchi, quindi vuol dire che la polmonite si era beccata tutto il mio sistema respiratorio. La cura che avevo iniziato a Castelfranco, che era quella per l'artrite reumatoide, non aveva dato i risultati sperati, evidentemente. Qui mi hanno sperimentato quella per la malaria, che mi hanno detto in una ventina di ore ha migliorato il mio quadro clinico. Fortunatamente il corpo ha reagito a questa cura. Quindi c'è stata sei andato a disinfiammare sostanzialmente esatto. con questo farmaco antimalarico. Con questo farmaco hanno sfiammato, mi hanno tenuto intubato comunque quasi 3 giorni e mezzo. Io ovviamente sono stato incosciente, sono stato in disposizione prona, ne porto ancora i segni su tutto il corpo. Il 23 alle ore 18 il 23 ero abbastanza cosciente, però è successa una cosa che ancora mi fa venire i brividi. Nel momento in cui mi hanno estubato, c'è stato un boato dentro al reparto di terapia intensiva. Tutti i medici si sono messi ad applaudire all'annuncio che ero cosciente e collaborativo. Dopodiché mi hanno avvisato che mi avrebbero messo un casco di ossigeno per altre 20 ore e in sostanza dopo queste 20 ore ero fuori pericolo. Poi mi hanno trasferito a questo reparto Covid-2 che è sopra il reparto di terapia intensiva, e adesso sono qua dal 25 ho fatto 8 tamponi e ancora sono positivo. Ancora sei positivo, quindi da 2 settimane di fatto sei fuori pericolo, ma sei ancora contagiato. Sono ancora contagiato, sì. E, Felice, hai rischiato di morire, sostanzialmente questo? Sì, sì. Ne ho preso coscienza dopo, ma sì, è stata un'esperienza veramente terribile uscire di casa con i bambini che piangevano perché si erano resi conto di quello che stava succedendo. E io ho cercato un po' di rincuorarli, ma non potevo neanche toccarli, quindi sono rimasto un po' toccato da questa cosa. Dopodiché, il 23 tra l'altro, il giorno che mi hanno risvegliato il compleanno di mia figlia, il 23 non sono riuscito a parlargli, comunque il giorno dopo che ho avuto in mano il mio cellulare l'ho potuta chiamare, è stato un grande sollievo per tutti, anche perché per tutti intendo proprio tutti, perché ho ricevuto migliaia di messaggi da tutto il mondo in questo momento, dai colleghi agli amici, la mia presidente al lavoro. Veramente è stata una cosa, un'ondata di emozioni che mi ha supportato e dato tanta forza per andare avanti qui dentro. Quindi anche la presidente Maria Cristina Piovesana. Sì, sì. Tutti hanno fatto il tifo per te, ma ti chiedo, hai vissuto questi giorni drammatici da solo? Perché questa è la caratteristica, la sorte di chi è colpito da questo virus. Ti sei sentito solo, ti chiedo, è una domanda un po' stupida, forse retorica. Dico la verità, no, perché ho avuto dalla mattina alla sera gente che mi ha chiamato, che mi ha scritto messaggi, e poi con le video chat c'è anche la possibilità di comunicare a casa, quindi mia mamma mi chiama 10 volte al giorno, con i bambini, mia moglie, riesco a parlare sempre, con tutti gli amici e le amiche che sentiamo quotidianamente, quindi questo isolamento, diciamo, è duro, ma per fortuna c'è questo mezzo che è il cellulare, una volta si diceva che ti salvava la vita, qui è veramente così. Ti stanno tenendo un po' tutti sotto controllo, ecco, sostanzialmente. E, cosa hai visto attorno a te, cosa c'era in questi giorni?
c'era tanta sofferenza, la persona che era nel letto di fianco al mio è mancata. Dopo, nel corso di questo periodo, sono mancate altre 2 persone a me molto care, una di ieri proprio, un mio ex vicino di casa, l'altra persona è Umberto Sicuro, che era il mio compagno di ciclismo, che era ricoverato negli stessi giorni come a Castelfranco. Quindi intorno a me ho visto tanta sofferenza. E quindi anche compagni, amici, conoscenti giovani, perché la tua storia dimostra che questo virus colpisce tutte le fasce di età e che nessuno è indenne da questo nemico invisibile. Colpisce tutti. È subdolo perché la situazione tende a peggiorare in maniera rapidissima. Rischiamo anche di non renderci conto di quello che succede, perché io ho avuto la fortuna di avere mio padre al mio fianco, ma probabilmente se non ci fosse stato non sarei qui. Quindi la cosa è veramente da tenere sotto controllo e avere la massima attenzione. Io lo sto ripetendo a tutti quelli che mi chiamano e con i quali riesco a interloquire, dico a tutti: state attenti perché si rischia molto, si rischia la vita. Ti senti di lanciare un messaggio, un appello a quelle persone, sono la minor parte ma ce ne sono, a quei furbetti che continuano magari a uscire, a contravvenire alle regole, che si sentono intoccabili? Cosa ti senti di dire loro? Mi sentivo così come loro. Io mi ricordo che la domenica prima sono uscito a fare la spesa e ho incontrato al supermercato abbastanza gente che conosco e ci siamo abbracciati. Dico che ho sbagliato. Bisogna alzare l'asticella dell'attenzione al massimo su questa cosa, perché è veramente talmente subdola che io ancora non capisco dove l'ho presa, perché in ufficio da me poi sono risultati tutti negativi. Quindi non saprei proprio cos'altro dire se non di stare attenti, di proprio con la massima attenzione, usare la mascherina sempre quando si esce, mantenere questa benedetta distanza dalle persone. E quindi Felice, tutti i soggetti, tutte le persone che sono entrate in contatto con te sono state screenate, quindi sono state prese in considerazione, sono stati fatti i tamponi? Sì. E tranne la mia famiglia, dove nonostante la denuncia che abbiamo fatto all'ASL, il tampone a mia moglie è stato fatto solo il 31 di marzo e ovviamente è risultato positivo. Ah, e i bambini non sono stati tamponi? Però non sono mai stati sottoposti a nessun tipo di visita. C'è la pediatra che li monitora telefonicamente costantemente, però al momento stanno bene. Insomma. E tua moglie riporta sintomi? Mia moglie va in pronto soccorso a Castelfranco ogni 2 giorni a controllarsi, direi che ha avuto i sintomi una decina di giorni fa, adesso sta abbastanza bene. Felice, tu lavoravi in Piazza delle Istituzioni, se non sbaglio nei primi giorni di marzo c'è stato il caso del giudice di pace. Sì, sì. Ti sei fatto, potrebbe essere una spiegazione, cioè è entrata nel tuo pensiero questa ipotesi? No, perché in quei giorni lì lì ad Assindustria avevamo già adottato un protocollo abbastanza stringente sulle regole da tenere, regole di comportamento da tenere tra colleghi. Quindi diciamo che al di fuori dell'ufficio sono stato poco, sono stato in una sola occasione il 5 marzo. Mi riservo di verificare quando torno a lavorare se è stata quella la causa della mia malattia.
E adesso come stai? Ti stai riprendendo? Riesci a mangiare? È vero quello che si dice che sparisce il gusto? Quando stavo male sì, mi era sparito il gusto e non ho mangiato per quasi una settimana, 10 giorni. Adesso sto abbastanza bene, ho molto appetito, ho solo un po' di pleurite che è una normale conseguenza dell'intubazione, ma i dolori diciamo che sono sopportabili rispetto a quello che ho passato. Immagino tu voglia anche ringraziare chi ti è stato vicino in questo periodo. Sì, allora io per prima cosa volevo ringraziare tutti i medici, gli infermieri, gli inservienti, tutti quanti veramente qua, sia della terapia intensiva, della rianimazione, cito un nome su tutti, perché lo conosco che è il dottor Toffoletto, però veramente dal primo all'ultimo qui sono delle persone eccezionali, eccezionali, nonostante vengano dentro come vestiti come dei palombari e riesco a vedere solo gli occhi. Ognuno si è messo a mia disposizione con un telefono, con qualsiasi cosa gli ho avuto bisogno, si sono fatti in quattro per accontentarmi. E poi ringrazio la mia famiglia sicuramente, che mi è stata di grande supporto, mi sono stati, non so come è possibile il risultato negativo al tampone dopo che con me non ho usato nessuna precauzione. Eh, Mia mamma, mia moglie, tutti quanti sono stati veramente bravi a gestire questa situazione senza la mia presenza. Poi tutti gli amici che mi sono vicinissimo, tutti i colleghi di lavoro, tutte le persone che non conosco direttamente ma che mi hanno voluto comunque lanciare un messaggio, un segnale di forza e di vicinanza. Mi hanno Felice, scritto veramente da tutte le parti del mondo. immagino. Felice, che Pasqua sarà la tua? Io ho una remotissima speranza di tornare a casa, ma con i tempi tecnici non credo che ci siamo perché il prossimo tampone me lo fanno domani e nella fortunatissima ipotesi che fosse negativo la controprova la fanno dopo 48 ore, quindi in extremis potrei avere il risultato per domenica mattina, ammesso che le cose funzionino. Se non fosse così sarà comunque una bellissima Pasqua perché ci sono, insomma, questa è l'unica cosa che conta, la salute è l'unica cosa che conta, prima o poi tornerò a casa, insomma. È un'odissea alla quale non ero preparato, ma la sto vivendo, questo è l'importante. Felice, grazie mille, grazie davvero per questa tua testimonianza che ci dice molto più di tante parole, più di tanti nostri racconti. La tua testimonianza diretta ha un grande valore. Grazie per averci messo la faccia. Buona Pasqua a te e alla tua famiglia. In bocca al lupo. Voi, Grazie, grazie. 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 Abbiamo quindi sentito la storia di Felice Costa, di questo giovane uomo di Castelfranco Veneto, rimasto contagiato dal virus. Si è visto la morte in faccia. Felice per giorni è rimasto ricoverato al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Jesolo, che è stato allestito a centro Covid-19. Una testimonianza molto forte, molto semplice, ma molto importante, che arriva nel giorno in cui il governatore del Veneto Luca Zaia ha ribadito una cosa mai banale, quella che il virus colpisce tutte le fasce di età e ha portato i numeri del tasso di letalità. Ci sono stati dei morti, ci sono dei morti anche tra ultra quarantenni, quindi in soggetti giovani, e non tutti hanno avuto un trascorso, non tutti hanno un quadro clinico pregiudicato come nei soggetti più anziani. Partirei proprio dalle parole di Luca Zaia nel suo punto stampa di oggi. Vorrei dire due cose sui morti, visto che ci siamo.
Vi ho fatto preparare una tabella con le fasce di età e la mortalità. Allora, dai 45 ai 54 anni abbiamo avuto 8 persone che hanno perso la vita. Dai 55 ai 64 anni, poi ve lo darò il bollettino, non preoccupatevi, 33 persone. Dai 65 anni ai 74 anni 101 persone, maggiori di 75 anni 594. L'età media, qua non c'è scritto ma segnatevelo, è 82 anni. Come però si vede, tutte le fasce di età sono colpite, ovviamente con percentuali diverse, ma tutte le fasce di età sono colpite. Tutti mi chiedono in queste ore cosa accadrà dopo il 13, che è Pasquetta. E io continuo a dire che dopo il 13 accadrà quello che il governo deciderà, perché il DPCM, ovvero la competenza per imprese, scuole e quant'altro, a parte il fatto che sulle scuole dopo il 13 non succede niente, dipendono dal governo. Noi vi dico già, vi confermo che abbiamo già un piano pronto qualora si potessero aprire le imprese per le imprese, di monitoraggio e di affiancamento e accompagnamento, perché è giusto che le imprese, se possono aprire, riescano a aprire con la messa in sicurezza dei lavoratori. Il piano è pressoché ultimato, ho visto anche stamattina, deve essere ancora, come si può dire, affinato e ci deve essere un minimo di affinamento, però è pur vero che il piano, insomma, nella quasi sua totalità è stato completato. Adesso cercheremo di capire, macchine in strada ne vedo tante, e sicuramente sono la dimostrazione di quello che è accaduto rispetto alle prefetture, cioè molte imprese hanno chiesto di aprire in deroga, l'ottica del silenzio assenso le ha portate ad aprire. Comunque da lunedì cambierà comunque tutto, perché ci sarà un DPCM che ci dirà o di aprire o di richiudere, ma a quel punto bisogna rivedere tutti i modelli. Io penso che si possano fare per gradi, sono dell'idea che per gradi bisogna ovviamente sempre con supporto scientifico, sempre evitando il rischio. Questo ve lo voglio scandire bene, poi non voglio ritrovarmi qualcuno. Sapete che io sono seguito da dei premi Nobel e ogni tanto apro il giornale, leggo e dico vediamo cosa i miei premi Nobel mi consigliano di fare oggi. È importante avere un comitato scientifico che ti segue, sì, ma no quell'altro comitato. Ecco, vorrei ribadire che il rischio di aprire male rappresenta il problema del rebound, cioè della ricaduta. Rappresenta il problema che hanno avuto i cinesi con Wuhan, rappresenta il problema che hanno avuto a Hong Kong. È pur vero che noi abbiamo un fattore oggi, abbiamo due grandi fattori. Il modello sanitario è un modello diverso da quei paesi. Cioè, da noi si curano tutti, non bisogna avere la carta di credito e i progetti, i piani di sanità pubblica esistono e lo avete visto. Dall'altro, l'altro tema che io non considero irrilevante, ma c'è qualche scienziato vero che dice Zaia cosa sta dicendo. Il clima comunque non è irrilevante. Il fatto che questa tragedia la stiamo vivendo in una fase primaverile ha meno danni che viverla nella fase invernale. Cioè voi immaginate un paziente con l'influenza stagionale, magari un paziente problematico eccetera, se gli arriva il coronavirus fa una strage. Quindi ringraziare Dio che comunque è arrivata in primavera. Penso che anche queste temperature un po' ci aiutino. Forse sarà molto empirica sta storia, ma insomma 22-23 gradi penso che il virus non se la passi bene come a 4-5 gradi. Non lo so, c'è un'impressione, però insomma si dice sempre che il calore comunque è un fattore determinante nella diffusione dei contagi. Poi magari per molti contagi non è così e non ve lo so dire. Però volevo dirvi questo. In generale la mia preghiera che faccio ai cittadini, allora i cittadini ancora di resistere perché questi dati se ce li abbiamo perché comunque i cittadini hanno fatto un grande lavoro, in particolar modo i giovani. Dall'altro alle forze dell'ordine il mio ringraziamento, so che stanno controllando, vigilando e chiedo a loro di avere il massimo atteggiamento, come si può dire, di elasticità nel valutare. Per rendere onore a questi bambini, ho un sacco di bambini che mi scrivono, ma tanti ne ho. Questi bambini mi hanno fatto un disegno, fra l'altro, e mi hanno scritto, no? Caro governatore Luca Zaia, sono una bambina di 8 anni, mi chiamo Giorgia Mastellotto e vivo a Spresiano.
Poche settimane fa sono stata operata alle tonsille e i medici mi hanno fatto colorare, ridere, facendomi passare la paura. Sono stati bravissimi e quindi ho deciso, insieme ai miei 2 fratellini, Tommaso e Giacomo, di 4 e 2 anni, di rompere il nostro salvadanaio e donare agli ospedali più in difficoltà questi soldini, anche in segno di riconoscenza per tutto quello che stanno facendo. Boh, basta, mi fermo qui e poi sono altre 375 euro che versiamo, me li mandati per posta. Ma del salvadanaio di tutti? Sì, sono i nonni, i regali, qualcosa ogni tanto. E quindi li ho contati frettolosamente, non voglio dire un'altra cifra, perché è arrivata ieri la busta. 2, 3, confermo, 3,75. Noi faremo il versamento a nome loro e poi manderemo la ricevuta ai bambini. E quindi grazie a questi bimbi, ce ne sono tanti, Io non sono un irresponsabile, non lo sono neanche i miei colleghi governatori, che a differenza magari di qualcuno che si sente di rappresentarli nel nostro territorio, hanno un modo di ragionare molto diverso. Cioè, non è normale in un paese che si proroghino le legislature oltre i 6-7 mesi, come sta per accadere. Penso che non ho nessuna critica da fare a chi oggi sta facendo analisi a livello nazionale, quindi al governo. Cioè, ho detto semplicemente la mia opinione. Penso che se si tenesse aperta, scandisco bene, la finestra oggi sancita per legge, che prevede che il turno delle amministrative, vuol dire comunali, debba tenersi dal 15 ottobre al 15 dicembre, io sostengo che siccome le regioni cercheranno di fare l'election day per quanto possibile, c'è il rischio di andare in un periodo ormai invernale o invernalizzato, e quindi se questa famosa colpo di coda del ritorno del virus arriva, c'è il rischio di non far più neanche le elezioni e poi ci rivediamo a giugno dell'anno successivo. Punto, dico questo. Personalmente penso, ma anche per un fatto di giustizia nei confronti dei cittadini del popolo, che i cittadini hanno lo strumento delle elezioni per scegliere i loro governanti, no? I loro amministratori. Quindi penso che per logica conseguente prima loro possono decidere, meglio è. Penso che tutti noi condividiamo questo. In sicurezza, è ovvio che se fai le elezioni a maggio, non sono né in sicurezza e tantomeno non si garantisce a tutte le forze politiche potersi far conoscere le proprie idee. Questo è scontato. Però capite, da qui a maggio si fa a metà giugno, fine giugno, inizio luglio, metà luglio, non dico Ferragosto, ma insomma ce n'è di spazio. Se usciamo dalla tragedia, se non ci usciamo, mi sembra inevitabile, a questo punto si sospenderanno le elezioni per un po' di anni e prorogheranno tutti. No, lo so, c'era il voto politico, adesso facciamo il voto universitario, coinvolgiamo il termine, nel senso che no, al di là delle battute, io penso che appena ci sono le condizioni bisogna votare. Appena ci sono le condizioni bisogna votare, queste le parole del governatore Zaia, che ha parlato anche del piano della ripartenza, sul quale torneremo dopo la pubblicità con l'assessore regionale Marcato, che è già collegato con noi. A dopo. Di nuovo insieme in diretta straordinaria per parlare dell'emergenza coronavirus sotto il profilo economico. Abbiamo sentito poco fa il presidente Zaia che parlava del piano della ripartenza una volta stabilito il piano nazionale. Si danno tante date, tante cose sono in ballo, ma vorrei fare il punto della situazione con l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che si trova collegato con noi via Skype. Buonasera assessore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Assessore, partirei dalla fine e dalle notizie di giornata, perché lei ha detto di essere pronto a rilanciare il commercio del Veneto e a rivedere anche il sistema dei distretti commerciali. Questa mattina intanto si è anche confrontato con le categorie e i sindacati. Partiamo da questo, cosa intende per rilancio del commercio? Noi avevamo messo delle risorse davvero importanti, avevamo fatto un progetto poderoso a favore del commercio, ovviamente prima del coronavirus. Avevamo creato questi distretti del commercio e attraverso questo strumento
i commercianti, i comuni, le associazioni di categoria avevano a disposizione risorse davvero importanti per fare strategie a favore del commercio. Ovviamente il coronavirus ha di fatto cambiato il mondo e allora questa mattina siamo rimasti d'accordo con le associazioni di categoria che ci rivedremo la settimana prossima e cambieremo radicalmente le strategie immaginate nei distretti del commercio e dedicheremo le risorse importanti che la Regione ha messo a disposizione dei commercianti proprio per il rilancio post-coronavirus. Ecco, io mi permetto però di sottolineare una cosa, perché noi partiamo di riapertura, di ripartenza, invece dobbiamo parlare di convivenza, cioè anche nel momento in cui le attività riapriranno, non riapriranno come era prima dell'avvento del coronavirus, perché noi per mesi e mesi e mesi dovremo convivere con il coronavirus. Cioè lo voglio dire perché c'è qualcuno che immagina che arriva il DPCM nuovo del governo e da domani mattina ritorna tutto come prima, andiamo al bar, andiamo al ristorante, andiamo dal calzolaio, andiamo a comprarci il maglione, facciamo tutto. No, non sarà così, dobbiamo immaginare da subito una riapertura ma nella convivenza con il coronavirus, per cui il mondo che abbiamo conosciuto non sarà più tale, sarà un altro mondo, migliore o peggiore lo vedremo, ma sarà una sfida anche diversa in termini proprio commerciali e di produttività. Quindi su questo voglio essere molto chiaro, perché non vorrei che passasse un'idea sbagliata di ripartenza. Ecco, quindi lei quando parla giustamente di gradualità, cosa ha in mente? Entrate scaglionate nei piccoli esercizi commerciali, dispositivi all'ingresso dei negozi, chi potrà ripartire prima secondo lei? Potranno ripartire prima i negozi di vicinato che si trovano nei centri urbani o i negozi nei centri commerciali? Di questo sicuramente avrete già parlato con le categorie. Lei cosa vede? Che orizzonte si dà? Ma le do una risposta banale e mi perdonerà per questo, ripartiranno le attività che saranno in grado di garantire la salute sia all'imprenditore, al commerciante e al dipendente, sia all'utente cliente. Queste ripartiranno e quindi noi avremo un'interlocuzione con il governo ovviamente, però ricordo che l'apertura o la chiusura delle attività imprenditoriali o commerciali è una scelta esclusiva del governo. Noi possiamo fare ordinanze restrittive rispetto a un provvedimento governativo. Qual è la categoria di quelle che lei monitora costantemente con la sua attività che la preoccupa maggiormente? Piccoli negozianti, la grande distribuzione, tutti stanno soffrendo in questo momento, ma chi è che bussa di più alla sua porta, per intenderci? Ma quelli che secondo me, insomma anche poi dai dati che abbiamo, che hanno iniziato a patire da subito e che continueranno a patire anche nei prossimi mesi, sono sicuramente i lavoratori, le imprese nel settore del turismo e nella somministrazione di cibi e bevande, quindi ovviamente ristoranti, bar, paninoteche, birrerie, insomma tutti questi, perché saranno quelli che avranno più difficoltà di lavorare nella convivenza con il coronavirus, perché ripeto, se fosse debellato domani mattina in qualche modo si può immaginare un percorso, ma siccome così non è, penso per esempio al tema del turismo, è difficile immaginare che una volta che si dà la possibilità di aprire fiocchino le prenotazioni, perché comunque è un tema anche emotivo che noi dobbiamo tenere assolutamente in considerazione. Io credo che queste siano le categorie che oggi soffrono di più perché hanno iniziato a soffrire da subito. Cioè, se vi ricordate, anche quando non c'era un caso di coronavirus negli altri paesi, comunque le disdette di prenotazione ai nostri alberghi erano comunque arrivate, cioè da 100 si trovavano a 10 prenotazioni, da subito, prima ancora che ci fossero i decreti ministeriali, quindi capite bene l'impatto che ha avuto
questa situazione su quel tipo di economia. Assessore, guardando a livello nazionale, il Ministro per lo Sviluppo Economico, che è sua materia, Patuanelli, con il Premier Conte, l'altra sera hanno annunciato questa manovra, hanno utilizzato il termine poderosa, di 400 miliardi di euro a sostegno del credito di fatto delle imprese. È la strada giusta? Allora, se la domanda è oggi fare un provvedimento che aiuti il credito presso le aziende, la risposta è sì. Se poi lei mi dice è una manovra questa di 400 miliardi, ho sentito qualche suo collega ma anche qualche mio collega parlare addirittura di una manovra di 700 miliardi, ecco, la risposta è no. È giusto anche raccontare la verità. Il governo ha fatto una manovra di 20 miliardi attraverso l'aumento del deficit, cioè non sono soldi che noi abbiamo in cassa, è del tutto evidente, ma attraverso l'aumento del deficit hanno potuto aumentarlo e quindi mettere a disposizione 20 miliardi di euro. Questi 20 miliardi di euro, con un effetto leva, consentono alle banche di erogare prestiti alle aziende per 400 miliardi. Quindi attenzione, il governo non ha fatto nessuna manovra di 400 miliardi, ha fatto una manovra di 20 miliardi che con un effetto leva daranno la possibilità, attenzione, questa è una parola importantissima, la possibilità di fare credito per 400 miliardi. Perché è importantissima? Uno, perché non tutti potranno avere quel beneficio. Due, non tutti lo utilizzeranno perché, ahimè, ci sono già le prime avvisaglie di piccolissime aziende che dicono: beh, ma se io devo farmi prestare i soldi per pagare le tasse, anche no, faccio come fanno in altre parti, mi prendo il reddito di cittadinanza e chi si è visto si è visto. Quindi è tutto da dimostrare questo. L'altro livello, Assessore, e so che per certi versi la invita un po' a nozze, è quello europeo. Ieri riunione dell'Eurogruppo, tanto attesa, ma poi alla fine non è arrivato ancora nulla di concreto, il dibattito è ancora aperto tra Corona Bond, Fondo Salva Stati. Che linea sta prevalendo in Europa? Lei è una voce molto ascoltata all'interno della Lega, la Lega ha una nutrita schiera di europarlamentari. Che cosa si dice? Qual è la tendenza che lei intravede? Ma guardi, noi abbiamo un paziente in gravi condizioni di salute che è l'economia, non solo italiana ma quella europea, ed è un paziente che richiede interventi immediati, celeri, perché altrimenti muore. Ecco, si immagini che l'equipe di medici attorno a questo paziente che è l'Europa continuano a dire: beh, ma tutto sommato, ne parliamo domani mattina, ci facciamo un caffè e poi domani mattina vediamo. E sono giorni e giorni e settimane che fanno così. D'altronde sa, se la Lagarde dice che lo spread non è un mio problema e brucia in 30 secondi centinaia di miliardi nel mondo. E poi si riuniscono, ci va anche il nostro Premier Conte e giustamente a portare le nostre esigenze, e questi dicono: beh, diamoci almeno una decina di giorni, sembra una barzelletta, 10 giorni di tempo per eventualmente pensare a una proposta, e poi qualche giorno prima della scadenza dei 10 giorni dicono: beh, prendiamoci altri 15 giorni che non si sa mai, è meglio approfondire. E adesso si ritrovano e uno dice: vabbè, dopo tutto sto tempo, a forza di pensare, come che dicevano anche, te sarà Chopin al cervello, no? E trovare una soluzione alla fine. No, sapete cosa vi dico? È meglio che ci aggiorniamo domani, così vediamo se abbiamo un'altra soluzione. Di fronte a un dramma come quello che sta vivendo l'economia, non solo nel nostro paese, ma mondiale. Ecco, l'incapacità di risposta che ha questa Europa ti dà la misura dell'inconsistenza. Si sta giocando tutto l'Europa, perché mentre prima eravamo solo noi della Lega a dire che questa Europa non funzionava, oggi anche gli europeisti più convinti dicono che se l'Europa interviene in maniera adeguata, bene, altrimenti non ha motivo di esistere. Era ora, eravamo prima una voce inascoltata nel deserto, oggi il deserto l'ha dimostrato, è l'Europa stessa. Assessore, grazie per il suo intervento, buon lavoro, buona serata. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.
Era l'assessore regionale allo sviluppo economico Marcato, e a proposito di categorie economiche, oggi c'è stata la presa di posizione della CNA del Veneto con un appello del presidente dell'associazione Conte, che chiede di comprare italiano, ma sentiamolo. Oggi abbiamo avuto il coraggio di chiudere le nostre imprese, ci siamo impegnati in questo periodo a pagare i nostri fornitori, a riuscire a pagare quelle che sono le scadenze fiscali. Ci sono in questo periodo tante imprese che si sono convertite, altre imprese che hanno dato del proprio per l'emergenza, per gli altri. Credo che sia una grande immagine del mondo produttivo italiano, delle nostre imprese, dei nostri artigiani. Una riscoperta, vorrei dire, di quello che è il valore umano. Abbiamo proprio visto che il valore umano è quello che fa la differenza. La tecnologia aiuta, fa bene, ci fa essere moderni, essere attenti, però il valore umano è quello che salva la vita, quello che salva anche l'impresa. Il mondo produttivo nostro, italiano, è un mondo produttivo che ha la capacità di ripartire. Dobbiamo insieme reagire e insieme ottenere un risultato per noi e per gli altri. Un messaggio che volevo passare per uscire, secondo me, più in fretta da questa enorme crisi è di fare attenzione al prodotto italiano. Dobbiamo comprare italiano, dobbiamo dare fiducia ai nostri prodotti, alle nostre imprese e alla nostra produttività. Così facendo riusciremo prima ad uscire dalla crisi, perché riattiviamo un mercato. Questo quindi è l'appello del presidente della CNA del Veneto, ma c'è un'altra storia da raccontare, quella di Marlene, 25, una ragazza di Preganziol che si trova in queste settimane, in questi giorni, bloccata come tanti veneti all'estero. Si trova bloccata in India, a New Delhi. Marlene, mi senti? Buonasera. Buonasera. Tu ti trovi a New Delhi per fare cosa? Da quanto e perché? Sono arrivata in India, nello stato dell'Himachal Pradesh, a febbraio. Ho fatto un corso per poter insegnare yoga. Sono stati 2 mesi bellissimi in Himachal Pradesh, finché non siamo stati contattati dall'ambasciata italiana a ritornare a Delhi per aspettare un volo il prima possibile e poter rientrare in Italia. Siete in tanti italiani che chiedete adesso di rientrare in Italia, perché la situazione anche in India sta diventando molto difficile e la situazione sanitaria, la conosciamo tutti, è già di per sé abbastanza drammatica. Esatto, siamo un po' sparsi per tutta l'India, ci sono stati già dei voli organizzati dall'ambasciata, 2 da Delhi e 1 da Goa. Siamo una ventina qui a Delhi che stiamo aspettando un volo possibile tramite qualche altra ambasciata o svizzera, inglese, e altri connazionali che si trovano un po' sparsi nel sud dell'India o centro India, ecco, 300 di noi, su per giù, anche perché i numeri sono un po' indefiniti, diciamo, quindi sì. Marlene, cosa sta succedendo sul fronte coronavirus in India? A quali scene state assistendo? Ma diciamo che la tensione sta crescendo sempre di più, quindi la forza dell'ordine, i poliziotti sono sempre più nervosi, e per evitare comunque che le persone escono sono un po' a volte anche aggressivi. Abbiamo visto scene in cui i poliziotti comunque usavano un bastone, non a persone dirette a me, quindi no, ma li vedi a volte in giro per strada, o comunque se provi ad uscire e andare al supermercato ti fanno rientrare subito da dove sei venuta. Abbiamo provato a uscire per andare al supermercato, ma non è stato possibile.
Quindi la situazione si sta aggravando di giorno in giorno e voi chiedete di fatto di rientrare. Allo stato attuale tu non hai voli? No, 2 orette fa uno del nostro gruppo qua a New Delhi è stato contattato, ha la possibilità solo lui di poter prendere il volo. Gli altri stiamo ancora aspettando notizie, dovrebbe esserci un volo all'1:35 del 10 aprile per Londra e uno il 12. Aspettiamo che l'ambasciata inglese autorizzi il nostro accesso e il permesso per salire sul volo. E come ti stai mantenendo in contatto con i tuoi familiari? Li stai rassicurando? Sì, nel senso c'è molta ansia, quindi a volte bisogna chiamarli e poter dire le cose giuste senza nemmeno fare preoccupare a loro, perché comunque c'è la distanza, la preoccupazione c'è. Mi ritrovo per fortuna in un albergo decente, quindi non ho questo timore, però sì, provo ad aggiornarli il più possibile. E qual è, ti chiedo, Sì. il tuo appello alle autorità italiane qual è in questo preciso momento? Ma di farci rientrare il prima possibile, che sia un volo italiano, che sia un volo non italiano, ma soprattutto che sia un volo speciale, perché c'è chi ha rischiato di prendere un volo commerciale e una volta arrivato all'aeroporto il volo è stato cancellato perché ad esempio il governo indiano sta proibisce i voli all'estero, quindi se sono autorizzati da governi va bene, se no rischiamo di poter ritornare indietro in albergo, ecco, non vogliamo quello. Marlene, in bocca al lupo a te e ai tuoi compagni di viaggio, ovviamente tienici aggiornati su quello che ti succederà nelle prossime ore. Grazie, grazie Marlene, in bocca al lupo. Grazie mille. Questa è un'altra storia che arriva dall'estero, ve ne abbiamo raccontate tante. Siamo alle battute conclusive, dopo la pubblicità il TG regionale. Buon proseguimento.